Test rapidi di positività al coronavirus gratuiti e senza prenotazioni in piazza Mazzini a Jesolo, grazie a un autobus appositamente allestito dove il personale dell'ULSS 4 effettua tamponi di ultima generazione fornendo l'esito dopo qualche minuto. Abbiamo deciso di adottare questa strategia, la riproporremo anche per altre iniziative di prevenzione e quando parliamo di prevenzione si intende non solo l'attività di diagnosi come in questo caso, ma anche l'attività ad esempio di vaccinazione, di promozione della salute che vogliamo fare nei confronti delle persone andando direttamente nei luoghi dove le persone si trovano. Un'iniziativa che oltre all'azienda sanitaria ha visto la copartecipazione di diversi soggetti, tra gli altri il SILB, sindacato dei locali da ballo, e ATVO, l'azienda trasporti Veneto Orientale. Abbiamo dato un autobus ecologico poi fra le altre cose, perché lo vedete da Geco che sono i nostri autobus ibridi, lo abbiamo allestito per l'occasione, quindi abbiamo fatto dei piccoli interventi per rendere il lavoro delle persone che ci sono più agevole e più agevole anche per l'utenza. La comodità di avere a portata di mano un centro tamponi dall'esito immediato è un'opportunità che riscuote consensi. Io lo faccio perché devo andare alla festa del Redentore. Ho fatto i 2 vaccini, voglio vedere se hanno funzionato. Ho accusato qualche sintomo e sono qui in vacanza e ho trovato molto comodo questa postazione. Essendo comodo qua in piazza, più gente secondo me va a farselo che andare in dogana, è più complicato per la gente. Tamponi on the Beach è un progetto itinerante dell'ULSS 4 che oltre a Jesolo è stato a Fossalta di Piave e domenica sarà all'outlet di Noventa dalle 15 alle 18. Lunedì e martedì poi sempre dalle 15 alle 18 in piazzale Zenit a Bibione, per poi tornare in piazza Mazzini nella seconda parte della prossima settimana. È un dovere da parte nostra essere presenti e collaborare per questa iniziativa perché è un bene che va alla comunità. Come dicevo, la comunità in questo caso è la comunità dei residenti e la comunità degli ospiti che in questo tempo frequentano la nostra località.